siamo al Bosco Marineo Cozzarelli, insieme all'ingegnere Arcoria Elio e a Giovanni Cuddè, presidente dell'associazione Scurpido di Mineo. Allora, parliamo intanto un attimo di questo bellissimo posto. Qui siamo all'interno di un bosco nel demanio forestale che ricade in parte nel comune di Licodia Obea e in parte nel comune di Mineo. Complessivamente abbiamo circa 400 ettari di bosco, anche se geograficamente siamo vicini al centro abitato di Gran Micheli. Nel progetto che stiamo realizzando, ieri abbiamo fatto la posta in opera della prima targa di un progetto che riguarda l'intera provincia di Catania, di tutte le aree demaniali, della messa in rete di tutte le strutture forestali. Il progetto messa in rete è realizzata tramite due piattaforme multimediali. Una è la piattaforma Buona Strada, che troviamo un po' in giro tutto davanti alle chiese, ai monumenti, e l'altra invece è Easy Travel, che è una piattaforma internazionale questa. E le autoguide di questi nostri demani sono realizzate in lingua italiana, tedesco e inglese. Perfetto, quindi chi vuole venire a conoscere meglio questi luoghi può prendere come punto di riferimento intanto questi due app. Questo bosco si può anche visitare con l'aiuto anche dell'associazione. Sì, con l'aiuto dell'associazione Scurpido si possono fare delle escursioni di trekking visitando giustamente le grotte di Marineo, visitando anche qua le case di Ciancico e trovandoci anche sull'area attrezzata che si trova all'ingresso principale dell'area demaniale. E per invece contattare l'associazione? Noi siamo sulla pagina Facebook Scurpido Info e Foto o via email che daremo sulla pagina Facebook.